Buongiorno e benvenuti. Oggi è giovedì 5 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:19 e tramonta alle 17:30. La luna si leva alle 20:35 e cala alle 8:37. Oggi è il giorno di Sant'Agata, patrona della città di Catania. Il nome Agata è di origine greca e deriva da agate, che significa buona, virtuosa. Oggi 5 febbraio si celebra la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare. Celebrazione dedicata ai comportamenti che contribuiscono a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030. Essa ha un chiaro riferimento alle azioni e ai comportamenti concreti per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Una svolta ecologica a tavola indispensabile per aiutare il pianeta e la nostra salute. Sono 36 le candeline per la modella e showgirl Federica Nargi, che ha iniziato la sua carriera come velina di Striscia la Notizia, insieme a Costanza Caracciolo. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Colorado e Tale e Quale Show. È fidanzata dal 2009 con l'ex calciatore Alessandro Matri, da cui ha avuto 2 bellissime figlie, Sofia e Beatrice. Festeggia 65 anni Paolo Fox, l'astrologo romano che ha trovato la fama in TV partecipando a Domenica In, I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia. Nel 1996 ha pubblicato il suo primo libro di astrologia e da allora ha scritto altri libri e ha collaborato con diverse testate e radio. È noto anche per le sue previsioni astrologiche che propone quotidianamente su Rai 2 e Radio Latte e Miele. Compie 43 anni Baby K, il nome d'arte di Claudia Nahum, la cantante e rapper italo-singaporiana che ha ottenuto il successo con brani come Roma Bangkok, Killer e Non mi basta più. Ha collaborato con altri artisti come Tiziano Ferro e Giusy Ferreri. Era il 5 febbraio dell'anno 251 quando Agata, perseguitata dall'imperatore romano Quinziano, morì in carcere a Catania dopo 1000 supplizi per non aver abiurato la sua fede cristiana. Il corpo venne imbalsamato e avvolto in un velo rosso che, si racconta, fermò più volte la lava che minacciava la città, come avvenne ad un anno esatto dalla sua morte. In seguito a questi prodigi, Agata fu proclamata santa. Oltre ad essere patrona della città di Catania, Sant'Agata lo è anche di Malta. Durante la persecuzione dell'imperatore Decio, secondo alcune fonti, Agata scappò per un breve periodo sull'isola di Malta, rifugiandosi in una grotta. Lì la Vergine insegnò la fede cristiana ai bambini. Buongiorno ai 12. In questo giovedì la Luna si oppone a Saturno e a Nettuno e quindi rende pregnanti delle esigenze per cui occorre porre rimedio. Ci penserà Urano, che farà da mediatore e che posporrà gli affetti e la comunicazione e la socialità. Ha invece delle situazioni e soluzioni pratiche che saranno necessarie. Ariete, ottimo per voi che operate benissimo in termini economici e lavorativi, state facendo le mosse giuste, anche se qualcuno vi potrebbe accusare di una certa spietatezza. Voi andrete dritti all'obiettivo. Toro, per voi oggi Urano nei vostri gradi fa un po' da legante d'ago della bilancia tra Saturno e la Luna, per cui oggi occorre non abbattersi ed essere positivi ed essere assolutamente pratici nel gestire anche situazioni dispiacevoli. Gemelli, per voi oggi la giornata non è delle migliori, proprio perché la Luna quadra fortemente e vi chiede di assolvere a tutta una serie di scadenze ed esigenze che hanno a che fare con il mondo lavorativo ed economico. Cercate di essere un po' più concreti. Cancro, la vostra realtà vuole dialogare con una luna molto piacevole, ma che furba oggi, per cui tecnicamente anche alle soluzioni effettive oggi tenderete a dare un risvolto un po' più concreto, accettando pure che per adesso non potete operare come volete. Leone, per voi oggi sarà fondamentale agire in un certo modo, chiedere aiuto se è il caso, che è una cosa che vi viene relativamente abbastanza difficile. Sfruttate bene la finestra di oggi perché già in serata la Luna passerà in bilancia, per cui questo assist dura poco e lo dovete usare in mattinata. Vergine, stupenda mattinata per voi, d'affari, d'accordo e di
dribbling di tutta una serie di problematiche. Ancora una volta con la vostra ordinata e raffinata tecnica siete riusciti a cambiare un po' le carte in tavola. Anche in amore siete sorprendenti. Vi lancia una luna che ha avuto un bel da fare a ordinare e sistemare tutto, adesso in serata arriva da voi ammorbidendovi e mettendovi subito nelle condizioni di essere un po' più passionali e sorprendenti. La serata di stasera sembra molto speciale. Scorpione, per voi oggi è un momento di intuito molto importante. Urano, tra l'altro, dialogando con Plutone, vi suggerisce di essere pronti e furbi nel fare una proposta o una controproposta voi al partner. Prendete la situazione in mano. Sagittario, per voi oggi la luna parla di una giornata un po' da passare tra mille beghe. La serata invece sembra risolversi in qualcosa di molto piacevole e bello e in sintonia con la passione, con l'amore e con gli amici. Capricorno, per voi oggi una giornata in cui la mattinata sarà particolarmente pregna di una serie di faccende lavorative che vi daranno comunque soddisfazione, perché riuscirete a portare e organizzare tutto come volete voi. La serata è una serata un po' stanca, per cui probabilmente alcuni di voi preferiranno declinare qualche invito. Acquario, per voi si annuncia una serata molto speciale. I tecnicismi che Urano ha dato alla Luna per sistemare un po' tutto vi fanno un buon gioco e oggi riuscite ad avere i mezzi per operare come volete. La serata si propone veramente molto, ma molto sensuale. Pesci, finisce l'opposizione della Luna, una Luna tecnica che ha molto contribuito ad aggiustare le cose, e Saturno non può che rimanere esterrefatto dalle ragioni di una Luna a cui voi stessi darete comunque il plauso e il tributo. La Luna in serata si nasconde un po' per lasciarvi in intimità. Poche volte in Italia è stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1. Quella del 5 febbraio 1783 fu la prima scossa di quasi 1000 che colpirono la Calabria e la Sicilia nei giorni successivi. L'area dello stretto venne devastata e Messina e Reggio rase al suolo. I danni furono immensi e le vittime quasi 50.000. L'espressione fare orecchie da mercante significa fare finta di non sentire o di non capire quello che ci viene detto, per nostro comodo o nostra convenienza. Questa locuzione ha origine dal comportamento dei mercanti che nelle fiere e nei mercati erano soliti ignorare le richieste o le lamentele dei clienti che non gli interessavano. Si tratta di un modo di dire molto antico che si trova già nell'italiano scritto del 300 e che è stato usato anche da Manzoni nei Promessi Sposi. Il 5 febbraio 1909 nasce il Manifesto del Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti è l'istrionico guru del nuovo movimento che dissacra la tradizione culturale dichiarando la fine della punteggiatura, della sintassi e dei nessi logici. Il futurismo darà il meglio nel campo delle arti figurative, ma avrà vita breve, soppiantato da altri estremismi culturali. Ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Niente nella vita deve essere temuto, deve essere solo capito. Anche il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma mi raccomando, restate connessi con noi e seguiteci durante la diretta delle festività agatine. Buona giornata e cittadini, viva Sant'Agata!